Eccoci qua, Bellezza Veneto 2023, anno 17, ci siamo, altro che Covid, noi siamo oltre tutto, siamo andati avanti in questi anni di veramente di grande difficoltà e adesso speriamo di arrivare a diventare maggiorenni l'anno prossimo. Intanto Bellezza Veneto 2023 lo presentiamo questa sera all'AZ di Padova e io vado a presentarvi i mesi che sono venuti qua a onorarci della loro presenza. Ad esempio, buongiorno. Come si chiama? Elisa, sono nel comune di Mira. E sei veneziana quindi. Che mese sarai tu? Ma non lo so, sono curiosa. Bene, ti do il calendario, sfoglialo e trovati. Oh, no, lei va troppo veloce, sa già tutto, lei sa dove andare. Qui no. Qui nemmeno. Estate, inverno. Eccola qua. Abbiamo la libreria. La ragazza è molto colta, legge parecchio. Va bene, allora una foto al volo. Prego, prego signorina, vuole venire? Lei come si chiama? Valentina, Di dov'è Valentina? di Marostica in provincia di Vicenza. Quindi la bellezza vicentina. Prego, si cerchi pure il suo mese. Così lo sfogliamo e magari si vede anche a beneficio di telecamere. Questo è il tuo mese, complimenti. Mese di? Ottobre. Sei troppo vestita secondo me. Però le gambe si vedono, chilometri. Sì. Sei alta. 1,80. Vedi, mi sembrava. Grazie, ti puoi accomodare, facciamo una foto. Terzo mese, ci siamo. Prego signorina, che si presenti. Eleonora Perusin, vengo da Loreggio, provincia di Padova. Una bellezza padovana che è la bellezza del Laz, perché tu sei la portacolori, la testimonia del locale dove siamo stasera. Trovati, vediamo se sei brava a riconoscerti. Brava? Ad esempio, sì, perché le bellezze sono anche tutte effigiate in copertina al loro primo piano, così tutti sanno, ecco chi c'è. Ma vogliamo vedere la foto intera noi, ci teniamo molto. Troviamola. Potrebbe essere la prossima? No, andiamo avanti. Tutto il calendario. Oh, bella sorridente. Che mese è? Luglio. Giusto. Allora, grazie. Una bella foto. Grazie, ben arrivata. Altra bellezza in arrivo direttamente da Padova, come ti chiami? Sono Martina. Martina, che mese sarai tu? Non lo sai, vero? Adesso lo andiamo a scoprire. A te il calendario. Allora Martina, che mese è? Ma io guardavo il ponte di Rialto, quella è la bellezza veneta, non lei, vero? Ti piace? Bellissima, assolutamente. Allora diciamo un bel modo per inaugurare l'anno con la bellezza veneta artistica riconosciuta in tutto il mondo e una bellezza veneta riconoscibile in tutto il mondo anche quella. Oh, ma qui mi devo sdoppiare signori, perché c'è una foto di coppia in arrivo. Allora, a chi do il calendario? Alla destra o alla sinistra? Lo metto in mezzo, guarda, prendetelo e bevetene tutti, cercate il vostro mese. Posso dire che è una foto a cui teniamo molto perché è un partner storico del calendario, in tutta la vostra bellezza, in tutti i vostri 4 e 4-8 occhi, giusto? Vi presento allora, nome? Viviana. Laura. Dove siete allora? Io sono di Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Io sono di Montegrotto Terme in provincia di Padova. E avete posato da? Da Ottica LV. Ottica LV. Appunto, quindi Laura e Viviana, LV, giustamente, perfetta. Ecco a voi il fotografo. E adesso andiamo di biondo perché bisogna avere un po' tutte le capigliature, tutti i colori di capelli rappresentati. Come ti chiami? Caterina, Di dove sei? di Verona. L'abbiamo fatta, abbiamo la bellezza veronese, della Bassona proprio, vero? Cerchiamo la tua foto. Abbiamo una maglietta di bellezza venete che ci fa un po' da... Eccola! Ah, si trova facilmente mi sembra. Mese? Mese febbraio. E vai, ce l'abbiamo fatta, è il tuo mese, perfetto. Foto? Vieni qua. Come ti chiami? Nicole, Di dove sei Nicola? sono di Treviso. Di Treviso. Quale sarà il tuo mese? Sfoglia perché
Teneghe, come diciamo noi qua. No! Furba è andata dalla fine. Allora abbiamo il mese di dicembre. Un bel mese, eh? Sono contenta. Dillo di nuovo. Sono contenta. Sì, direi che rappresenti bene il Natale. Perfetto, foto. Vieni qua. Oh, ce l'abbiamo, finalmente abbiamo anche l'ultimo mese che si era un po' imboscato, sapete, queste ragazze. Prego. Come ti chiami? Lucia, Di dove sei? Padova. Benissimo. Vuoi scoprire qual è il tuo mese? Certo. A te. Sarà una bella sorpresa. Questo è retro, quindi vai da davanti. Eccolo qua. Beh, intanto ti puoi trovare già in copertina, ma non è quello che vogliamo. Vai. Allora, non è gennaio. Che belle che sono le tue colleghe, bellissime. Bravo, bravo. Ce l'abbiamo. Beh, devo dire che è una bella foto. So che è piaciuta molto, soprattutto agli sportivi. Abbiamo fatto, siamo arrivati a Bellezza Veneto 2023, 17esima edizione. E non è poco, anche perché siamo passati attraverso il Covid. Abbiamo distrutto questo Covid. Se si potesse fare così anche con la guerra, sarei Bellezza Ucraina subito qua. Allora, Bellezza Veneto è un calendario che nasce da un'idea, quasi da un gioco, 17 anni fa, con le finaliste di Miss Italia, Venete, per Sasso Maggiore. E non le padovane all'epoca. Dopodiché l'affare si è ingrossato, hanno cominciato a farsi vedere ragazzi di Venezia, di Treviso, di tutte le province, non potendo fare un Bellezze di ogni provincia, abbiamo deciso di fare un Bellezze Venete che raggruppava tutte e cerchiamo ogni anno di mostrare un panel, come si dice, insomma, un'equa ripartizione della bellezza declinata, come vedete, ragazze bionde, ragazze more, ragazze più formose, meno formose, ragazze che sono state anche mamme, donne, alcune laureate, ragazze che sono quest'anno abbastanza giovani, perché negli anni hanno anche raggiunto quota 30, perché la bellezza non ha età, giusto? Giusto, perfetto. Anche 40 possiamo dire, giusto? Allora, sapete che è un progetto che è una finalità benefica, ma fra poco lo scoprirete dalla viva voce della rappresentante della Onlus che sosteniamo quest'anno e che ringrazio perché è venuta qua e si è portata dietro anche un bel serio. Anzi, un applauso subito per Elisa. Allora, Bellezza Venete 2023, 12 ragazze che in realtà sono 13, tra poco capirete perché. Io parto con la prima ragazza, se no non finiamo più. Siamo vicino a me il mese di gennaio e vorrei anche un bel applauso. Presento, voce, devi spararla tutta. Martina, di dove sei? Allora, Martina, sei il mese di? Ovviamente. Allora si chiama Cali Volta, è un locale che c'è a Volta Barotto e ha questa bellissima foto. A lei carinamente ha detto a Bassotti, avete visto per caso Buongiorno Mattina oggi che parlava del calendario? Sarà detto che era il mese di gennaio. Lei carinamente ha detto quello che dico di me è più bello di me. Avete la bellezza veneta architettonica, artistica e la bellezza veneta fisica e grandi d'ossa. Non è facile, l'anno scorso avevamo Prato della Valle, abbiamo fatto con avevamo i Dolomiti. È sempre facile ottenere questo effetto, ci siamo riusciti. Martina, in due parole, cosa fai per fare? Il tuo sogno? Adesso sono studiando moda, il quinto anno a Tutta e il sogno sarebbe continuare a studiare moda e seguire le passioni. Una ragazza che è già nel mondo della moda, ciao, potresti anche indossare i vestiti che crei, giusto? Mi sembra che quello di stasera potesse essere questa materia. Un applauso a Martina che se la merita.
Fai la passerella, la prima prova da mannequin, prova a camminare verso ok, siamo il mese di febbraio. Così alto che mi oscura fra un po', mi metto qua dietro io. Quando si dice una bellezza statuaria, quanto alta sei? Partiamo dalle cose un po' più pratiche. Perché più di 1,90, qua 1,95, se no abbiamo speranze. Sai qualcuno così alto? Giochi a pallavolo? Sì, ho giocato a pallavolo a livello molto alto, sei arrivato dove? Alle nazionali, quindi potevamo vederla, chissà, ai mondiali, europei. Però abbiamo cambiato, adesso vogliamo fare moda, giusto? Portamento, ad esempio, infatti dopo ora ringraziamo la mamma, che è anche la cuoca, è buonissimo, la bassona, va bene come qui, si mandano cose diverse, ad esempio, preparatevi. Spruzzo. Qualcosa di veramente particolare. Alla Bassona, ristorante storico. Mi sono dimenticato di una cosa importantissima, perché io sono il frontman di questo progetto e vi ringrazio, e anche perché ci sono i fotografi che mi danno una mano. Allora, la foto di prima l'ha scattata Andrea Broglio, che poi vi presenterò, mentre la tua foto l'ha scattata, te lo ricordi? Dario Bonato, CDR fondamentale, che è la tua sigla di riconoscimento. Allora, ti lascio la telecamera, guarda, questa è una cosa che rimarrà negli annali, la tua prima passerella, e dite che ci sia un red carpet. Vai! Allora, intanto come ti chiami? Dove sei? Paolo Francesca Canadà. In mancanza del di marzo, adesso mostrerai chi è, qual è. Potrebbe essere solo che credo sia bionda, piuttosto che muore, ma tu hai i capelli, eccola qua. Ci assomigli? Potrebbe essere? Allora, mostriamo questo che non si sente. Così? Lei mangia dei libri. Allora, lei è Aurora, è la bellezza veneta veneziana, è divina, c'è della bella conferenza, non è con noi perché veramente sta male, è stato un messaggio molto grave, purtroppo, era in viaggio. La foto l'ha fatta il nuovo ristorante, come si chiama? Sushi Fusion, a Cassata. Cosa vuol dire? E allora io direi, posso dire una cosa però, se volete, Aurora Migliorato è una influencer, quindi se volete vedere al meglio trovate delle gran foto sue. Il fotografo di questa bella foto è Claudio, che vuole fotografare, mi ha già detto, Allora a voi dal gluten free che adesso si fa la bella passerella. Vai! Va bene, abbiamo terminato. Grazie a voi il mese di aprile. Ecco a voi la bellissima, simpaticissima Lucia di Padova. Allora, io ho detto che siete virentini, avete mai sentito dire fino alla fine? Qualcuno l'ha mai sentito dire fino alla fine?
quella è la fine che farà la Juve quest'anno, soprattutto per l'organizzazione. Comunque i nostri amici del Virtus Club Padova, di cui io faccio parte, sono stati lo sponsor di questa foto e hanno voluto che tu fossi la contenta, direi che sei bene. Molto bene. Cosa fai nella vita? Grazie che fanno molto. Il calendario che nessuno quest'anno. Bene. Vedete, questa sera si è portata l'armadio per fare questa sfilata. Cambi di look. Grazie, un applauso anche alla nostra bellezza juventina, Lucia, che poi andare lì. Grazie. Dopo aprile, viene Maggio, cantante. Eccoci qua. Allora, secondo, intanto a te questo bellissimo mese. Adesso vedi un po'. Allora, come ti chiami? Di dove sei? Cosa fai nella vita? Una receptionist però sull'industria tessile di alta moda. Ma a livello artistico intendo. Ti salutiamo, che sono qua. La fatta ancora d'estate, per fortuna la temperatura era quella giusta. Ma contributo al bagno oro, conoscete il bagno oro? Se ne state al bagno oro, vicino agli stessi, alzi la mano. Quindi una bellezza veneta in trasferta. Taglia è una modella e devo dire che non mi dispiace la foto. Ti posso chiedere di fare una passerella sulla camera? Intanto loro cantano, state. Allora, prometto che la prossima volta ti faccio cantare che sei più contento. Grazie, abbiamo presentato anche Davida e la foto appunto l'ho fatta io. Grazie, un applauso per la nostra Beautiful Voice. Oh, abbiamo qua una bellezza probabilmente veneta, adesso lo scopriremo. Allora, a te il calendario, come ti chiami? Dove sei, Barbara? Ah, la bellezza vicentina ce l'abbiamo, poi, la conosceremo. Questo invece è il mese di appunto il mio mese, dove sono nato io, ci tenevo una bella foto estiva. Abbiamo Emma, che conoscete un po' i concorsi che seguite, la Miss Venice Speech di 2 anni fa, dico bene Claudio? Quindi una ragazza insomma titolata che aveva un concorso importante in Veneto, e devo dire che secondo me questa foto, trattata dal grande Claudio Cervasutti, le rende giustizia. O no? È una bella foto o no? Scattata durante la mostra del cinema di Venezia. Questo infatti è il viso di Venezia. Allora, cosa fai nella vita per la testa? La vita la città. Cosa vorresti fare? Ah, è un anno importante. Allora per il prossimo calendario ove? Ma io ci sto pensando veramente, dei 30 in su. Potrebbe starsi. Dei 30 su. Allora puoi fare una passerella, visto che sei modella, fai una... Ma lo dite alla cantante, per favore. Guardate che il cielo è nell'aria, guarda un passo davanti alla faccia. Anche il giallo. Perfetto, grazie, sei stato molto gentile. Se vuoi fare un casting fotografico, prossimamente ne faremo uno. Mese di luglio, ce l'abbiamo, prego, eccola qua, ha stato applaudendo questa parte, hai dato un milione, ecco dato un milione, sta attenta a questa. Allora lei è freddo, lei può essere quell'altro. Come ti chiami? Eleonora, di dove sei? Cosa fai nella vita? Vediamo che forse mi si è sentito. Allora, se loro parlano sarà difficile, scusate ma è difficile se c'è l'audio anche. Eleonora ha posato in un muro che potete vedere qua dentro. Vediamo se lo riconoscete. Dove potrebbe essere questo muro? No? Hai riconosciuto il mattone? Ti vedo. Allora, Eleonora è la portacolori di Axe, del locale che questa sera ci ospita. Ringrazio Ali
tutte le ragazze che stanno lavorando perché stanno comunque facendo un lavorazzo, devo dire. Allora, 6 mesi di luglio, fotografata fatta da Mario Bonesi, che ringrazio perché è qui presente e poi lo conosceremo. A te la passerella, Mario, è tutto pronto. Allora, ok Milano, andiamo al mese di agosto che sono sicuro che c'è. Un applauso che arriva un'altra ragazza, ce l'abbiamo. Qual è il l'altro migliore? Questo qua, perfetto. Come ti chiami? Di dove sei? Dove la contenta? Facciamo un test. Venezia. Sei ben contenta di essere? Cosa fai di e abbiamo questa bella parete di libri effettivamente molto caratteristica. Ti ricordi quella serata? Molto competente. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Allora ti lascio le riviste di moda e vai verso il telecamera. Un applauso per Elisa. Mese di settembre. E abbiamo la mitica foto di coppia. Andate dall'altra parte, ragazze. Una di qua e una di là, facciamo fino. Come ti chiami? Sei? Andiamo alla Padovana, cambio. Tu sei? Dove? Di Padovana. Abbiamo due bellezze padovane che hanno posato insieme perché a noi piace fare le foto anche di coppia e in questo caso secondo me loro sono amiche ma sembrano quasi sorelle, le metto vicine, secondo me stanno veramente bene. Cosa fai nella vita tua? Magistrale in web marketing, ok, e tu Laura invece? Strategia e comunicazione. All'epoca mia c'erano tutte altre aule, tutte altre cose. Tutte moderne. Allora, mi piace molto la vostra foto, diciamo che avete fatto in un negozio, che è il nostro partner storico, ed è LD come Laura e Viviana. Ringraziamo Lorenzo Lettore che è qui presente. Direi che queste montature ti fanno proprio bene, probabilmente le vedremo addosso. Vi faccio fare una bella foto insieme. Applauso, dai! Andiamo all'altro segnalino del calendario. Mese di ottobre, andiamo avanti, dai che ci siamo. Ha fatto anche scritto quest'anno del Valentina da dove vieni? Da dove vieni Valentina? E adesso che mi dici che la giochi a scacchi mi arrabbio. Allora, raccontiamo la tua foto. Te la ricordi? Com'è stata quella sera? Io sono contento di essere stato rimasto il giorno dopo. Hai detto che è stata un'esperienza faticosa, però che ti ha veramente realizzata in un certo modo, perché ho fatto un altro fotografico con vari cambi, chiedendo la pura foto migliore. In questo caso era questa. Cioè, vuoi fare una passerella verso Mario? Ma sì dai. Vai! Si dice a detta mezza bellezza, io ti farei un applauso perché hai anche sfilato bene. Mese di novembre, sfogliamolo, bravo, sfoglialo come lo farebbe una persona molto interessata. Bene copertina. Certo. Eccolo qua. Ti piace bere innanzitutto? Ti piace bere? Allora.
Intanto parliamo del foto del calendario, poi parliamo di te. Allora, lei è Nicole, è la bellezza, anche lei veneziana. Io la saluto perché so che ci teneva. Ciao Nicole, ti ringrazio. Ho visto? Adesso facciamo, io la passo. Adesso però mostriamo un'altra foto, anzi un'altra pagina del calendario. Chi è Elisa Grace? Allora, abbiamo parlato di bellezze venete e io rappresento un'eccellenza veneta, una struttura importantissima a livello nazionale che è l'Hospice Pediatrico di Padova. Che cos'è? Forse pochi di voi lo conoscono. È un'unità complessa operativa della nostra pediatria, dell'azienda ospedaliera di Padova, ed è il primo centro di riferimento nato in Italia, il primo a livello nazionale e l'unico centro di riferimento della nostra regione Veneto. Che cosa fa? Segue in linea tutti i giorni quasi 300 bambini H24, fornendo loro non solo assistenza sotto il profilo terapeutico, ma assistenza a 360 gradi, e questi bambini hanno un denominatore comune. Sono tutti affetti da patologie di diverso tipo, per il quale al momento non c'è possibilità di guarigione. Essere affetti da patologie di questo tipo non significa non poter essere curati, e attraverso iniziative di questo tipo che spero possiate accogliere con l'acquisto dei calendari, possiamo regalare a questi bimbi una miglior qualità di vita. Quindi questa sera siete parte di una grandissima macchina dell'amore, mi piace chiamarla così, perché potrete anche voi essere parte attiva per il benessere di questi bambini. Grazie. Allora Elisa è la presidente del braccio di ferro RFE, Ricky Forever. Scusa, facciamolo vedere bene. Allora, come potete vedere dal banner, Elisa è la presidente di Braccio di Ferro RFE, che sta per Ricky Forever. Che è Ricky, lo vogliamo ricordare? Riccardo è il primo che è stato seguito dall'Hospice dal quale è nata appunto questa esperienza. Perfetto, è una onlus, ha bisogno di aiuto, siamo qui questa sera anche, non solo per divertirci ma anche per aiutarli. Questo è un calendario che nasce ogni anno con la finalità di aiutare qualcuno, soprattutto di non aiutare quelli che hanno già abbastanza aiuti, che sappiamo a cui ci riferiamo. Quindi questa è una onlus, diciamo, recente, ma che ha bisogno di farsi conoscere e soprattutto ha bisogno del scale, giusto? Quindi cerchiamo di aiutarli stasera. Ci sono tanti calendari per ognuno di voi. Le ragazze armate di pennarello vi faranno l'autografo, potranno posare con voi, potete prendere copia, e sono comunque tutte, come dire, delle operazioni a fin di bene. Peraltro il calendario ci sta bene dappertutto, il calendario del bene, direi che non è volgare assolutamente. Assolutamente no. Poi peraltro colgo l'occasione, il gancio, il perno dell'associazione, chi ha unito questa iniziativa all'associazione è Marisa. Grazie Marisa, grazie sempre. Allora Elisa, io se vuoi ti faccio rimanere qua, se no se vuoi guadagnare il tuo posto. Ti ringrazio, abbiamo un po' precorso i tempi, ma ci stava, perché siamo qua questa sera. Lo riprendo un attimo, tra poco ne avrei quanti ne vuoi. Applauso se ne è nota direttamente. E anche una bella donna che ci sta, giusto che ci sta. Certo. Chiamiamo, perché sto aspettando ormai tipo freeze, no? Il mese di dicembre e chiudiamo l'anno in bellezza. Allora, scusami, mese di dicembre, last but not least, la nostra Nicole.
Donna che arriva da? E vai, la bellezza trevigiana ci sta bene. Quindi, però tu stai in questo caso vedendo, cosa stai facendo? Beh, sto festeggiando il Natale. Alla grande, vedo che hai anche una bella pochette Ovvio. Allora, questa foto è dell'immenso Claudio Gervasutti che si era inventata. Devo dire che ci piace, vi piace ragazzi? Rappresenta bene il Natale? Vi piace? Potete dire anche di sì, A noi piace, allora facciamo qui. Vi piace? Sì, vi piace? Direi che come Babbo Natale manca solo il cappellino. Cosa fai nella vita? Allora, io adesso sto studiando scienze motorie a Senza motorie? Qual è il tuo sport preferito? Oddio, a me piacciono tutti gli sport, ma io sono appassionata di bodybuilding. Bodybuilding, attenzione! Perché vai in palestra qua? Perché osa andare in palestra? C'è qualcuno che ci va veramente? Io ci vado ma alla fine parlo con le persone. Non faccio un esercizio. Tu sei una che la con le cuffiette, di la verità. In realtà no, perché mi piace comunque anche ascoltare gli altri, parlare, però comunque sono seria. Quante volte si va in palestra per avere risultati? Dipende anche da come scolare. Quante volte vai in palestra? Io vado 3 volte a settimana, però faccio 2 ore di Faccio 2 ore Buone di fisse. Sì. Vabbè, comunque direi che il tono muscolare è alto, ci stiamo. Allora, passerella natalizia, foto prima Claudio. Questo è l'ultimo mese del calendario, ma non sono più le realizzazioni. Prego, dai con la passerella. Allora, come stavo dicendo, questo calendario non si può fare da soli. Abbiamo vicino a me Marisa Cuogo, che è la truccatrice, make-up artist, hairdresser e stylist del calendario. Chi la conosce? Oh, perché ti conosce? Cosa fai tu nella vita anche? Perché io lavoro per la scuola di Borghiera, sono make-up artist, maker, stylist a Padova, a Borgo, Centro commerciale? Borgo. E lavoro per le televisivi, salgo in compagnia, sono look maker di Euro, sono look maker della Galleria del Paradici e lavoro ho lavorato con Paolo per Venete, lavoro per fashion manager. Stiamo tirando un po' troppo. Io posso dire però che tu sei amica e ci hai lavorato parecchio sopra di Claudio Bagnoli. Allora Marisa, grazie, sei stata brava, è stata una bella esperienza. Grazie, sì, molto bella. È sempre emozionante, sempre queste eventi, insomma, è bello. Io dico sempre che è bello, scusa, che è bello anche fare, meglio, vedere il prima e il dopo. La trasformazione grazie alla tua arte. Certo, sì, sicuramente. Ecco, bene, siete tutti bellissimi. Vuoi cantare? Cantano loro. Ah sì, tocca la maestra qua, la direttrice. Abbiamo Come si la chiama? bocca e coach di polifonia, Barbara Capaccioli. Se vuole dilettarsi con Fa finta di mangiare, guarda che va piano. Va bene, grazie, è stato un piacere. Un applauso a Marisa che se la metta, poi facciamo una bella foto di gruppo. Ragazzi, ci siamo quasi. Chiamiamo i fotografi. Allora, applauso alle bellezze Venete 2023. Grazie a tutti. Vi saluto. Grazie della pazienza.